Stasera dalla Stella Azzurra, la 19ª giornata di Serie A della Lega Calcio a 8, la Roma GSA accoglie in casa il Professione Casa, che però rinuncia ad un uomo, giocherà in 7 per tutti e 50 minuti. Pallone giocato dalla Roma in avanti, attenzione, prova ad uscire adesso la formazione giallorossa sull'auto di destra, Ciccolini va alla conclusione qui, male Turnea, poteva fare sicuramente di più l'estremo difensore del Professione Casa. 1-0 per la Roma. Pallone giocato per Ciccolini, centrocampo, Ciccolini cerca di andarsene in mezzo a tre, ancora Ciccolini, lo scarico per Seferi, il tocco sotto che beffa per la seconda volta Turnea, il raddoppio della Roma, 2-0 al 10° minuto del primo tempo. Maschietti controlla il pallone nel centro di centrocampo, cambia marcia, Maschietti, salta un altro giocatore, Maschietti va con la diagonale, un gol splendido di Maschietti che rimette in carreggiata i suoi 2-1, adesso accorcia le distanze, il numero 8, uno splendido gol. Turnea, rimettitore il pallone in gioco per Maschietti che si gira, Maschietti prova a cambiare marcia, il numero 8 se ne va Maschietti, ancora lui tutto solo, va con l'esterno, un gol fantastico di Maschietti che rimette le cose a posto per i suoi due pari adesso, rete uguale alla precedente, questa volta però ci mette anche l'esterno. Pallone lanciato lungo, solito Maschietti la mette giù ingabbiato da tre avversari, solito cambio di marcia di Maschietti che prende la mira, carica il destro sul palo. Cross messo in mezzo, esce male Turnea, attenzione c'è Aiello che da lì non fa complimenti e si riporta in avanti, la Roma calcio a 8, Aiello al secondo minuto della ripresa firma il 3-2. Attenzione all'errore, prova a recuperare il Professione Casa, pallone giocato nel centro di centrocampo, scarico per Maschietti che alza la testa, va con il destro, un altro gol di Maschietti, mamma mia che prestazione del numero 8, il 3 pari, la tripletta di Maschietti. Professione Casa sta con un uomo in meno ma stasera Maschietti vale per 2. Esce adesso la Roma, Ciccolini gira dall'altra parte, Seferi è tutto solo, il numero 11, ancora Seferi, le finte, pallone sul mancino, il palo di Seferi. Pallone allargato a sinistra, Giusto riceve la sfera, cerca spazio il numero 7, pallone messo in mezzo, Papaleo prende la mira, va con il destro, che bordata di Papaleo per il vantaggio del Professione Casa stasera, che carattere che sfoderano gli ospiti, Papaleo tira fuori un'altra rete splendida. Seferi è tutto solo, il pallone è per lui, Seferi controllo con l'esterno, Seferi cambia marcia, se ne va, Seferi il pareggio e quando parte così non lo ferma nessuno, il numero 11 della Roma pareggia i conti 4 pari all'11° minuto della ripresa, partita bellissima. Calcio d'angolo, Ciccolini, basso per il tap-in di Giannini sul finale, la Roma si riporta in avanti, Giannini da solo lasciato colpevolmente in aria, la mette col piattone, 5-4. Ultime battute, pallone girato dall'altra parte, Aiello la mette giù, alza la testa ma non basta il tempo alla Stella Azzurra, la Roma riesce a cavarsela contro un Professione Casa che gioca in 7 ma tira fuori un grande carattere, Roma che riscatta la sconfitta col Mister Jeff e trova 3 punti importanti. Non si può fare una prestazione del genere sia a livello di testa ma anche a livello di gioco, tutto quanto. Era solo amareggiato, non mi piace, io faccio i complimenti al Professione perché strameritava il pareggio, quindi di buono c'è che ci prendiamo questi 3 punti oggi. È vero che eravamo 8 contati ma loro erano 7, in 7 hanno lottato come 12 leoni, quindi grande Maschietti, grande squadra, noi inguardabili.